Padrino e spaghetti per lo spot Mafia Style che aveva l'intento di promuovere la nuova rotta di Corsica Ferris da Tolone e Nizza a Trapani. Pubblicità già ritirata con conseguenti scuse da parte della compagnia di navigazione. La Sicilia dunque ancora una volta con quell'infamante marchio di terra di mafia che viene addirittura utilizzato per promuovere il turismo. Un non senso che ha fatto andare giustamente su tutte le furie il sindaco di Trapani. Si scusano dunque i francesi che confermano una sorta di buona fede nella concezione dello spot che intendeva a loro dire creare ambientazioni tipiche che raccontassero il bello della Sicilia. Peccato che chi ha concepito l'idea, non proprio brillante, abbia sottovalutato che la mafia c'è, ma è una minoranza anche abbastanza costretta, oramai in spazi molto limitati. Il resto sono siciliani operosi e onesti che rappresentano la parte preponderante della Sicilia. Bastava usare la Valle dei Templi, Segesta, Taormina per incantare molto più di quanto poteva farlo Marlon Brando nel ruolo di padrino.